Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati a chi di fatto ha già iniziato con noi questo percorso con Parole Controtempo, questa rassegna che abbiamo fortemente voluto intorno alle parole del nostro vivere quotidiano. Voi pensate parole controtempo, parole che vanno contro il tempo, in realtà sono parole che noi consideriamo assolutamente eterne nella nostra vita, quelle parole che dovremo masticare ogni giorno come se fosse pane quotidiano, e sono parole che talvolta abbiamo anche dimenticato, a volte abbiamo messo in un cassetto, a volte sopravvalutiamo anche nella nostra vita. E allora abbiamo deciso di ripercorrere queste parole, di fare questo proprio viaggio dentro le parole insieme a 4 pensatori e pensatrici che ci accompagneranno in questo viaggio proprio per trovare le radici più profonde di queste parole. Abbiamo iniziato lo scorso 19 gennaio con Ilaria Gaspari e la parola emozioni. Questa sera proseguiremo questo ulteriore viaggio. Una rassegna che è fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Pieve di Soligo, e chiamerei qui con me sul palco Luisa Cigagna, assessore alla cultura della città di Pieve di Soligo, dalla Chiave di Sofia che qui rappresento questa sera, proprio in virtù anche di un progetto particolare della biblioteca comunale. Lascerei a te, Luisa, spiegare questo progetto. Grazie, buonasera e benvenuti. Davvero grazie di cuore, perché siamo in concorrenza con Sanremo e quindi è bello vedervi. Possiamo dare un premio a tutti voi finale per sì, quest'opera di coraggio. Veramente. Un applauso a tutti voi che, come dire, siete qua a farci compagnia per questa serata. E in futuro dovremo tener conto appunto dei calendari dei mondiali, di Sanremo e quant'altro per la programmazione. Comunque, come diceva giustamente Elena, questa è un'attività che si inserisce all'interno di un progetto della nostra biblioteca che è stato finanziato dal Ministero della Cultura del CEPEL, per cui abbiamo ricevuto anche un congruo finanziamento che si chiama la Biblioteca Dappertutto, perché al centro di questo progetto c'è l'ape come insetto, diciamo, importante, come segnaletica, diciamo, della qualità della biodiversità, ma anche come animale che fa, appunto, che coopera per il benessere della propria comunità. E quindi per noi la biblioteca vuole essere un luogo, appunto, dove si fa riflessione su tematiche legate all'ecologia e quindi anche alla tutela dell'ambiente, ma siccome è anche il deposito delle parole e delle storie, crediamo che sia necessario anche fare ecologia attorno alle parole, all'uso delle parole e ai loro significati, e quindi appunto siamo orgogliosi di aver costruito insieme alla Chiave di Sofia e alle Assicurazioni Generali, che sono lo sponsor che ci sostiene in questa rassegna, un percorso davvero interessante che ci farà approfondire le parole e mi auguro che queste parole diventino semi che germoglieranno all'interno di ciascuno di noi per riflessioni, per pensieri, per appunto idee che ci facciano stare meglio e vivere appunto più serenamente, più consapevolmente. Grazie. Grazie. Parole che di fatto sono anche concetti che appartengono al nostro vivere quotidiano, e questo si inserisce molto bene in tutto l'obiettivo della Chiave di Sofia, di mostrare come la filosofia non sia questa materia astratta, inutile, riservata a chissà quale elite accademica chiusa in qualche università, ma fare filosofia appartiene a ciascuno di noi, qui presenti tutta questa sera, perché è una disposizione d'animo che noi ci portiamo nei confronti della vita, adottare questo sguardo profondo e critico nei confronti di tutto ciò che noi viviamo ogni giorno. E quindi fare filosofia diventa questo esercizio della meraviglia che ogni volta ci sorprende. Noi ogni volta veramente dobbiamo anche tenerci un po' a freno con questa voglia che abbiamo di penetrare, di entrare nelle viscere del nostro vivere quotidiano. Ecco, l'abbiamo anche un po' ricordato con Ilaria Gaspari la scorsa volta, il senso della meraviglia che tutti noi dovremmo veramente adottare come esercizio costante nelle nostre giornate. E per aprire questo secondo incontro lascerei subito al nostro Fabio leggere una parte del libro di Paolo, Scelta. La parola, scusate, Scelta, il tempo, e il libro dopo ne parleremo. Grazie. Il mio tempo non mi ha messo alle strette, non mi ha messo alla prova.
a queste latitudini, una porzione di mondo privilegiata, non sono mai incappato in bivi netti. Le domande radicali non tramontano e tuttavia questo tempo, qui almeno, non costringe a rispondere. Non pretende i sì e i no. Lascia quasi intero il campo ai forse. Chi sei? Che cosa pensi? Credi in Dio? Non sa. Non risponde. È un segmento dei grafici demoscopici. Lo abitiamo a nostra insaputa. Scegliere, quando mi sono trovato a farlo, era sempre al riparo, entro il perimetro di sicurezze acquisite all'atto di nascita. Quale scuola? Quale università? Quale viaggio? Una vacanza studio? Un esperimento? Lo sfogo di un desiderio? Ansia, sì, ma di conoscenza, di novità. Le scelte non sono state mai davanti a un crepaccio, mai su un burrone. A metà di una scala a chiocciola, mio padre che domanda: hai deciso? Classico o scientifico? Si riferisce al liceo. Ho 14 anni, è ora. Devo pensarci. La scelta, il più delle volte, è stata un'opzione. Questo o quello, una cosa o l'altra, senza rischi eccessivi e con un margine ampio di rientro, con il paracadute. Invece, le storie di chi mi stava alle spalle venivano dal cuore di un secolo burrascoso. Il tempo delle scelte, lì, era dettato da un orologio della storia pressante, impazzito. Il fronte della vita cosiddetta pubblica era stato per 3 generazioni quello bellico, e sulla vita privata ne piombavano le macerie. Ho cercato una fotografia di mio nonno, classe 1930, a 20 anni. Ha il volto squadrato, la mascella dura, volitiva, come si sarebbe detto allora. La cravatta delle grandi occasioni, i capelli scuri tirati indietro con la brillantina. Lavorava in un cantiere edile e poi correva alla scuola serale per scavalcare quella quinta elementare che non gli bastava più. Le mattine d'inverno, per ripararsi dal freddo, usciva in lambretta avvolto in grossi teli di plastica. La vita era questo, e mai un lamento. I sentimenti? Pensavo che fossero raffreddati dalle fatiche e dal dovere, ma non era così. Non del tutto. Giro la piccola fotografia. C'è una data. 1 marzo 1951. Con grafia incerta c'è scritto: guardandola, nasconderai in un angolo del tuo cuore con la Q. Nasconderai in un angolo del tuo cuore il ricordo di chi ti ha sempre amato. Finché vivo, sarò in te. Cuore con la Q, scritto così, è anche più bello. Non li abbiamo interrogati abbastanza, questi reduci di vite non scelte, non fino in fondo, questi stoici senza teorie. Non hanno fatto in tempo a chiedersi chi essere, che già erano qualcosa. Libertà della scelta, la loro, o piuttosto scelta senza libertà. Noi, nipoti cresciuti, a ogni modo navighiamo a vista nel lusso disperante di protrarre il più possibile il rendiconto con l'identità. Chi sono? Che cosa faccio? Cosa voglio fare? Che cosa posso fare? Chi sono in grado di essere? Nessun imperativo, nessuna scelta da considerare definitiva. È rassicurante e spaventoso insieme. Ancora un'opzione, una possibilità, ancora un desiderio. E dove sarà mai allora il punto in cui la scelta è più della somma di tutte le scelte compiute prima? Dove sarà mai l'istante in cui si prende una decisione radicale con tutta l'intensità della personalità?
Bene, con questo estratto del libro Tempo senza scelte di Paolo Di Paolo chiamerei Paolo con me sul palco con un grandissimo applauso. Benvenuto Paolo. Sei più tranquillo adesso? Sì. Mi sentite? Sì, sì. Grazie, grazie e grazie veramente, perché non pensavo che qualcuno potesse sottrarsi alla serata appunto di Sanremo e questo mi impressiona abbastanza, devo dire, ecco. Non romperemo nessuna pianta, lo diciamo No. così, non Avevamo facciamo pensato di prendere a calci la esatto, scenografia, però ci conteniamo, però non lo visto. faremo. Bene Paolo, ti diamo il benvenuto qui con noi a Pieve di Soligo. Io lo ammetto, ho grandi aspettative per questa parola, perché devo dire che è una di quelle parole che veramente indossiamo come un grosso abito fin da piccoli, fin da adolescenti, poi da adulti. Insomma, è una di quelle parole che veramente così abbiamo legate sulla nostra pelle. Giusto per presentare il nostro ospite Paolo Di Paolo, sei un grande scrittore italiano, perché ti sei cimentato con diversi come dire, pubblici con la tua scrittura. Sei stato finalista al premio Campiello Giovani nel 2003, hai poi esordito con una serie di romanzi anche per ragazzi, poi anche adolescenti. E poi Tempo senza scelte nasce un po' così, in questo universo della tua scrittura, e a noi ha colpito molto perché in realtà questa tua capacità di entrare molto dentro la letteratura, ma allo stesso tempo di ricordarci come abbiamo bisogno di un'umanità che sa guardare anche nel profondo. Adesso tu collabori con Repubblica, l'Espresso, con una serie di altre testate, conduci anche una serie di trasmissioni o comunque interventi in altre testate, quindi sei di fatto una persona che vive anche le scelte sulla tua pelle. E vorrei aprire questa serata con questa parola e questo concetto chiedendoti un po' perché secondo te può essere considerata una parola controtempo, o se ha senso considerare scelta una parola controtempo nel modo in cui la intendiamo noi, cioè una parola eterna che prima o poi dobbiamo incontrare nella nostra vita, o perlomeno iniziare un po' a rifletterci, viverla, guardarla in un altro modo. Ma allora, intanto grazie dell'invito e della presentazione, e anche mi piace molto questo contesto in cui appunto si parte dalle parole, perché anche soltanto analizzandole le parole poi riusciamo forse a farci un'idea più precisa del loro significato che muta nel tempo, della possibilità che queste parole siano effettivamente attuali. Io ho la sensazione, per esempio, che il tema della scelta, così come lo trattavo nel libro da cui è stata tratta questa lettura, e è un libro di 6 anni fa grosso modo, sembra passata un'epoca, perché in mezzo c'è stata una pandemia, una guerra che adesso è ancora attiva un anno dal suo inizio, e probabilmente le riflessioni che farei oggi, magari ci proviamo anche stasera, sarebbero aggiornate alla luce di questi eventi. Nel momento in cui scrivevo quel libro ragionavo su quello che avete capito, insomma avete ascoltato, cioè su un dato, se volete, non solo generazionale, un dato più trasversalmente legato a un privilegio che non ha a che fare soltanto con un dato economico, direi latamente sociale, perché chiaramente se parliamo di zone della società in cui effettivamente il problema economico diventa dirimente, giornaliero, allora l'orizzonte della scelta può essere letto in modo diverso. Ma c'è una fascia ampia della popolazione, parlo naturalmente dell'Occidente, del nostro Occidente più o meno benestante, che arranca in un benessere comunque diffuso, che dà un minimo di garanzia, anche su questo magari torniamo. Ecco, dentro quel perimetro, l'orizzonte della scelta, così come si era dato e manifestato nel corso del XX secolo e nei momenti più drammatici del XX secolo, sembrava sfarinarsi, per l'appunto, come veniva letto poco fa, in una quantità di opzioni più o meno sostituibili. Parto da un dato, e quindi ribadisco quello che c'era in quelle pagine che avete ascoltato. Se penso anche singolarmente alla mia vita, che somiglia probabilmente alla vita di molti, sicuramente dentro un contesto, ribadisco, di privilegio, cioè la possibilità appunto di doversi preoccupare relativamente, no, del giorno per giorno, sì. Quello che io supponevo di scegliere era semplicemente appunto una selezione di una sequenza di opzioni. Posso fare questo, ma potrei fare quest'altra cosa, senza preoccuparmi troppo che quelle opzioni che passavano ai miei occhi per scelte fossero
irreversibili, perché non lo erano, perché tutto in quel contesto diventa reversibile. Posso decidere, se vi dico la parte più esteriore di questo ragionamento, ho già il vantaggio di aver potuto studiare e in questo senso non ho scelto forse di studiare, mi sono trovato nella condizione per cui era scontato studiare e aver studiato. E in questo senso proseguire gli studi significava aggiungere un tassello che poteva essere sottratto e sostituito, e quindi potevo deviare, o potevo a un certo punto scegliere di mettermi in cammino verso, mettiamo come nel mio caso, una carriera, chiamiamola pure artistica, che non dà certezze, ma che comunque sta in un contesto di privilegio, che non mi impone uno stato di necessità. A guardarsi alle spalle vedevo un paesaggio fatto di persone nate appunto negli anni 20, negli anni 30, ancora fino agli anni 40, le persone che sono state dentro quel segmento di secolo in cui le due guerre hanno comunque inciso in modo radicale sulle vite delle persone, e naturalmente uno stato di necessità, spesso di povertà, di impossibilità di istruirsi, faceva sì che venisse fuori una domanda radicale, e che se volete è anche ingenua nel suo radicalismo, nella sua radicalità, è una scelta quella fatta in certe condizioni, oppure una coazione, per cui tu ti trovi in qualche misura a fare qualcosa di radicale, di tutto sommato spinto dal bisogno, sapendo che non puoi tornare indietro, sapendo che la tua vita sarà questa sorta di accelerazione continua in una pressione che ha a che fare con la sopravvivenza. Adesso naturalmente si possono fare molti casi che diversificano questo tipo di orizzonte, no? Ma se pensavo proprio alla generazione dei nonni, di quelli che sono i miei nonni, sono i bisnonni dei più giovani, anche forse i trisavoli ormai, insomma guardavo persone che, se le avessi interrogate, per imbarazzo non le ho interrogate sulle loro vite, in questo senso, avendo mio nonno, l'ultimo diciamo dei nonni ancora sopravvissuto alla falce dell'età, diciamo così, no? Novantenne, più che novantenne, adesso che non posso più interrogarlo perché la sua mente appunto si è un po' polverizzata, gli farei delle domande che non gli ho fatto, come le avrei fatte a mio nonno nato nel 1918, che mi ritrovavo in qualche modo protagonista di libri di scuola che non lo contemplavano, cioè era di quella generazione che era nata praticamente sulle macerie della Prima Guerra Mondiale e si era trovato a fare il soldato in Africa, nella campagna d'Africa. Quanto avesse potuto scegliere quella cosa, che cosa vuol dire scegliere in quel contesto, no? E tuttavia la sua vita mi sembrava così solida, così fatta di segmenti, diciamo così, di relazioni, di rapporti lavorativi inderogabili, segnati appunto da questo stato di necessità permanente. Ecco, in questo senso mi chiedevo, ma me lo chiedevo naturalmente diciamo in un contesto della mia vita, nei miei 30 anni sostanzialmente, in cui mi sentivo effettivamente di poter godere di un lusso, quello di non scegliere definitivamente, e mi sembrava di poterlo condividere effettivamente con la mia generazione, che pure ha un tono spesso un po' vittimistico, perché ha vissuto una dimensione di precariato lavorativo e vive una dimensione di precariato lavorativo che si è trasformata anche in un precariato emotivo ed esistenziale. Però ragazzi, niente ci ha spinto su un burrone, niente ci ha spinto su un crepaccio, salvo casi estremi e comunque, diciamo così, non innumerevoli. Allora, in questo senso mi interrogavo proprio su quello che può voler dire la stessa parola controtempo, come dicevi tu, cioè dove alla scelta si dà un valore assoluto, non relativo. Questo, togliendo, e finisco, il campo della necessità, implicava anche un modo di stare al mondo fatto di un posizionamento, perché giocavo con quella parte dei grafici demoscopici che avete presente, anche quando li fanno vedere talk politici, non sa, non risponde. Perché anche se non facciamo parte di quel non sa, non risponde in senso pratico, mentalmente abitiamo tutti lo spazio del non sa e non risponde. Cioè, se io chiedo a un essere umano del XXI secolo, che vive nel XXI secolo, in Occidente, in un paese appunto in cui in fondo il benessere è piuttosto diffuso nonostante le varie criticità, credi in Dio? Qual è la tua ideologia? Non è tenuto più a rispondere con quella sicurezza a cui ti allenava il mondo. Non sto dicendo che questo sia da rimpiangere, ma mi ha fatto sempre un po' impressione, lo dico in un contesto in cui probabilmente forse solo i più giovani non seguono questo passaggio, no? In un contesto in cui, di provincia intendo dire, in cui vi ricordate quelle maschere poi piuttosto eterne, diciamo così, tirate fuori dalla penna di Guareschi, cioè Don Camillo e Peppone, no? Che poi ancora ogni tanto circolano su Rete 4 nella versione cinematografica di Fernandel, televisiva di Fernandel e Gino Cervi. Bene,
era caricaturale, naturalmente, no? Quella versione del mondo prima della caduta del muro, ben prima della caduta del muro. Ma mi aveva impressionato una intervista immaginaria che un personaggio di cui molto discusso, di cui mi sono a lungo occupato, che era Montanelli, aveva fatto a Giovannino Guareschi, cioè l'autore di Don Camillo. A un certo punto va a trovarlo in paradiso e gli dice: Giovannino, sono qui. E Guareschi fa: pure tu sei in paradiso? Non pensavo, no? Perché allora evidentemente l'inferno è disabitato se stai in paradiso anche tu. Ci siamo tutti e due, quindi è veramente disabitato. Era un gioco delle parti, ovviamente simulato da Montanelli, ma Montanelli viene come aggredito da Guareschi, che gli dice: tu ti permetti di venire a bussarmi qui quando tu, anticomunista viscerale, hai gioito alla caduta del muro di Berlino? Come ti sei permesso? Gli ha detto, gli dice in questa intervista immaginaria, gli dice: il mondo, fino a che c'era un muro, quel muro presupponeva una possibilità di sentirsi o di qua o di là, in tutte le circostanze, anche nella piazza di paese, dice Guareschi. Se una persona ti diceva buongiorno, tu capivi in che punto del mondo stava. Dice: oggi è impossibile capire dove siamo e dove sono gli altri, no? Allora, è chiaro che non è che io dico questo in termini conservativi, come a dire, appunto, reazionario nostalgico. Dico però che quel mondo, i parametri di quel mondo, fino a un certo punto, ti condizionavano l'orizzonte della scelta, ma anche ti imponevano di scegliere a un certo punto, pure per opposizione, pure per dialettica, qualche volta sovversiva, qualche volta ribelle, ma c'era qualcosa contro cui ribellarti molto chiaramente. Nella società che Bauman, con un aggettivo che poi è diventato perfino abusato e usurato, ha chiamato liquida, e che ai miei occhi è diventata gassosa a questo punto, non è più nemmeno liquida, è evaporata, la possibilità di ancorarsi a delle certezze, pure granitiche e qualche volta ostili, massicce e indigeste, è non data. E dunque tu navighi, questo lo dice un grande filosofo dei nostri tempi, non l'abbiamo evocato prima a cena, ma Remo Bodei, per esempio, è uno di quei pensatori che cercavano anche di connettere filosofia e quotidiano, no? e narrare anche il problema della filosofia come un problema morale che implica appunto così, il pensiero nella vita di ogni giorno. Bodei, in un libro molto bello che io cito nel piccolo saggio Tempo senza scelte, che si chiama Destini personali, dice: la nostra identità nel tardo Novecento e nell'inizio del XXI secolo è un'identità aggiornabile, come un profilo social. Cioè sostanzialmente tu non è che una volta per tutte nell'età adulta ti consolidi dentro un posizionamento che può avere i suoi limiti, ma aggiorni duttilmente a seconda delle esigenze. Come se, avete presente quando il navigatore satellitare dice ricalcola? Perché perde, ecco, tu ricalcoli costantemente il percorso. È un domanda che faccio a voi, perché io non sono un filosofo, te l'ho detto chiaramente, io non faccio il filosofo e quindi non lo so, cioè non ho risposte, i filosofi forse nemmeno, ma in ogni caso qualche domanda, ma non certo le risposte. Voglio dire, ve la rilancio come domanda: è un sovrappiù di libertà? Mi verrebbe da dire sì, posso ricalcolare il percorso, quindi posso decidere cosa essere a seconda delle esigenze, sia da un punto di vista esteriore, epidermico, sia da un punto di vista magari anche più profondo. Oppure è un'apparente libertà in cui navighiamo a vista, sempre avendo la sensazione, che credo questa sia molto generazionale e forse vale anche per le generazioni successive, di andare avanti a tentoni, come se niente possa essere guadagnato una volta per sempre, come se tutto sia sempre contrattabile, sempre così appunto evanescente. Allora avanzi e dici: ma un valore stabile nella mia vita lo trovo? Domanda delle domande, è necessario trovarlo? Non lo so, in questo senso davvero ti dico che non è che io scrivo un libro sul tempo senza scelte perché rimpiango un tempo di scelte così condizionanti, ma perché, e scusa se l'ho fatta lunga e ti ridò la palla, perché quello che diceva sul finale quella pagina è: la scelta data filosoficamente come l'istante in cui con tutta l'intensità della personalità tu compi quel gesto, che è simbolico e nello stesso tempo molto concreto, quella sembra sparita dall'orizzonte quotidiano. Cioè dove tu in qualche misura rischi tutto. E allora l'out-out kierkegaardiano, appunto, no? Kierkegaardiano è effettivamente l'impraticabile, almeno in apparenza, dove quello o presuppone un'esclusione. Cioè io credo di aver capito a un certo momento solo questo, a proposito della parola controtempo, della definizione, che una scelta vera esclude e dunque presuppone che tu dica sì dicendo no a qualcosa. Oggi non ci disponiamo a questa possibilità, poi ci torniamo magari su questo punto, perché in realtà tendiamo a pensare che i nostri sì
possano essere detti incondizionatamente a tutto a seconda delle esigenze. E dunque non consistiamo in niente di esclusivo, siamo appunto costantemente in aggiornamento o in ricalcolo, il che può dare talvolta anche un senso di angoscia, non soltanto di sovrumana libertà, diciamo, di libertà guadagnata anche con intemperanza, con esuberanza, anche un senso qualche volta quasi di oppressione al petto, perché tu dici arrivo a 30 anni, a 40 anni e mio nonno alla stessa età aveva come delle gabbie, le vogliamo chiamare, delle caselle che aveva riempito. Arrivi a 40 anni come cittadino della società occidentale e sei ancora là, con una vita lunga davanti, sicuramente più lunga di quella dei nostri progenitori, però dov'è che poi a un certo punto tu consisti? Cioè io penso che questa parola consistenza, intesa come appunto coerenza e solidità, sia una parola che facciamo fatica a incarnare. Hai detto bene un po' su questa cosa di avere una vita lunga, no? Che la dimensione della scelta è così straordinaria, perché da un lato ammette una molteplicità di possibilità, quest'altra parola possibilità, quindi apre questo orizzonte di senso entro il quale noi ci sentiamo effettivamente liberi, no? Perché quindi la scelta presuppone anche la dimensione della libertà. Avere davanti la possibilità di scegliere tra infinite opzioni ci fa sentire forse veramente liberi, dall'altro ammette il suo contrapposto, ovvero di spaesare di fronte a queste possibilità. E allora pensavo a quanto stavi dicendo, alla necessità di ammettere la dimensione della conoscenza di se stessi, cioè quello che tu dici di avere la capacità di porci di fronte alle cose con presenza, con delle radici stabili, no? Presuppone una grande conoscenza di sé. Allora volevo chiederti un po' come vedi tu questa polarità nella dimensione della scelta, da un lato infinite possibilità che ci aprono lo spiraglio della libertà, dall'altro anche la possibilità veramente di cadere e di essere naufraghi e anche un po' spaesati di fronte a questa stessa possibilità. Aristotele in questo ne ha parlato moltissimo sulla categoria della possibilità e ne ha fondato anche un po' la sua stessa idea anche della logica, però se consideriamo l'aspetto più esistenziale e anche morale del nostro vivere, chiaramente ci troviamo talvolta anche così sopraffatti da questa polarità. Cioè credo che appunto in fondo, no? Un mondo governato da una logica binaria dove o sei questo o sei quello sia un mondo più schematico e più rigido, le cui macerie stiamo esplorando in questa fase anche con una certa speranza e positività, perché pensate a una parola centrale nel dibattito pubblico a quasi tutte le latitudini, identità, che è una parola essenzialmente filosofica, no? Non riguarda solo la carta d'identità, riguarda la possibilità stessa di pensarsi come identità e dunque descriversi come identità. Allora, oggi diciamo, anche per prudenza proprio lessicale, che è impossibile parlare di una identità e dovremmo sempre provare a declinare al plurale le identità, anche dei singoli. Questo è un orizzonte mentale che i nostri genitori, dico della mia generazione, quindi le persone magari anche nate negli anni 50, non si erano posti il tema che si potesse pensare che l'identità è plurale. L'identità del singolo è singolare, visto che poi arriveremo a singolarità, no? Come la prossima parola, magari ci si tornerà su. Perché siamo uno, a un certo punto io sono cosa? Maschio o femmina? Adesso non voglio mettere in gioco una questione che è incandescente, però di cui si parla domani. Massimo Ammaniti su Repubblica scrive un pezzo anche sul problema dei bambini e dei ragazzini, diciamo così, che non si riconoscono l'identità binaria da un punto di vista sessuale, no? È una cosa che a molti fa un po' tremare, no? Perché tu dici, porca miseria, tu nasci con un organo genitale, che cosa vuol dire allora non riconoscersi un'identità sessuale? Quindi non toccherò questo tema se non sfiorandolo. Dico solo che era l'impensabile fino a qualche decennio fa, che si potesse contrattare anche l'identità sessuale. Attenzione, non sto parlando di orientamento sessuale, sul quale direi che il massimo del liberalismo è l'unica opzione possibile per l'appunto, ma di identità, cioè un'identità che ha a che fare con un fattore biologico. Tocchiamo e lasciamo là. Però capite che cosa vuol dire quando uno dice allora se le identità sono declinate al plurale per il singolo, vuol dire che tu non sei mai una cosa soltanto, sei tante cose. Mi diceva Andrea Baiani, uno scrittore che lavora adesso in un'università in Texas,
che molto spesso è tenuto un professore entrando in una scuola o in un liceo americano, ma anche e soprattutto nell'università, a chiedere allo studente come voglia essere chiamato. E spesso si usa un them o they, come a dire non ti dico né lei né lui, ti dico loro, ma sei tu. Ok? Allora, sta cosa ovviamente uno può rimanere un attimo terrorizzato, no? Che vuol dire? Però, guardate, è un problema all'ordine del giorno, nella logica o in logica dialettica all'interno dei campus americani, che sono sicuramente più avanzati anche estremisticamente su queste questioni. Ma non volevo, cioè adesso sembra davvero, è una divagazione, volevo semplicemente dire che per mia madre, per mio padre, forse anche per i miei fratelli maggiori ideali, porsi in termini di singolarità, l'idea di mettersi davanti l'idea di una identità plurale è un passaggio mentale strano. Allora dico, di fronte a questo punto, uno può anche percepire che viceversa, da quello che dicevi tu, abbiamo guadagnato una libertà enorme rispetto ai nostri avi, nel modo di pensare il mondo, che non ti impone di stare di qua o di là da quel muro, di là o di qua da questo schema. E tuttavia, torniamo allo stesso punto, nel momento in cui io moltiplico a dismisura le possibilità, e mi danno un senso di grande ricchezza, rischio anche di essere, appunto, come dicevi tu, proprio io penso questa sia l'immagine esatta, sopraffatto, perché mi sembra di non consistere. Mi sembra di non consistere. Da una libertà enorme? Sì, ma quella libertà diventa anche nemica a un certo punto, no? Perché è eccessiva, che, attenzione, questo è fuorviante, perché non vorrei che poi qualcuno anche qua fraintendesse, la libertà è sempre in esubero e deve essere sempre in esubero, ma parlo di come posso dire, di un limite che si allarga costantemente, continuamente, in cui tu davvero hai l'impressione di non poterti ancorare a niente, non hai delle boe, non hai dei punti, i famosi punti di riferimento. Allora l'idea, per esempio, no, che i valori fossero stabili e che si stabilizzassero, è un'idea nemmeno novecentesca, è un'idea plurisecolare. A un certo punto una civiltà decide, lo dico semplificando rozzamente, che questa cosa è un valore. Pensate che nella mia scuola media c'era scritto su una lapide all'ingresso Dio, patria e famiglia, no? Adesso quella cosa ti fa ridere che ci fosse scritto Dio, patria e famiglia, era un motto anche mazziniano volendo, no? Però guardate che questa è la quintessenza della capacità di una società di stabilire i suoi valori e dunque la possibilità di stabilire eventualmente dei controvalori. Però se dico Dio, patria, famiglia, sto dando una gerarchia ai valori. Quella roba là è asfittica, è cogente, è coercitiva, sì, è chiaro, perché implica poi un certo tipo di pedagogia e quindi un certo tipo di strettoie anche morali, comportamentali, una censura per certi versi, no? Rispetto alla difformità. Ma dove non c'è nessuno schema, tutto appunto è possibile e nello stesso tempo tutto sembra impossibile da un certo punto di vista. Non la risolviamo qua stasera la vicenda, evidentemente, no? Ma dico che alla fine del XX secolo, che è un po' il terreno in cui mi sono formato, forse anche tu, nel senso che siamo quella generazione che ha un altro stigma, forse poco portato a vantaggio, invece secondo me è interessante che siamo la generazione del confine tra un secolo e l'altro, ovvero una generazione che ha visto morire il Novecento, ha fatto in tempo a vederlo morire, ma tutto quello che ha fatto nella vita adulta, pubblica, l'ha fatto nel XXI secolo, no? Quindi siamo una generazione anfibia, tra l'ultimo pezzetto di un secolo breve o lungo che fosse, appunto con i suoi parametri ideologici, i suoi valori, le sue strutture di pensiero, e il XXI secolo, la rivoluzione digitale, tutto quello che naturalmente ha comportato in termini anche di polverizzazione di queste certezze. Mentre se già parlo con un ragazzino del 99 o del 2000, sto parlando non con un anfibio, ma proprio con un'altra specie, da un certo punto di vista, davvero un'altra specie, verso la quale ho molta fiducia peraltro, perché vedi, è possibile anche che il nostro limite, cioè di tutti quelli qua rappresentati, salvo qualche eccezione anagrafica, sia proprio che continuamente, anche se siamo nati più tardi, verso il finire del secolo, continuiamo a pensarci in relazione a quello alle domande dell'altro secolo. E ti do un esempio specifico. Un padre nobile della sinistra italiana, che io cito nel libro, Vittorio Foa, scrive un bellissimo libello a fine Novecento che si chiama Questo Novecento. E mi hanno impressionato due cose di questo libro che lessi, credo addirittura negli anni del liceo, perché ero in una spasmodica tensione verso l'autodefinizione, non di natura
appunto di identità sessuale, non mi ponevo questo tema evidentemente, ed ero forse anche più rigido e schematico di quanto non sia qualunque ragazzo nato negli anni 2000 su quel tema, su quel punto. Quindi mi sono deprivato di libertà anche mentali, no? Che rispondevo a dei codici, per non soffrirne forse anche rispetto a certe possibilità, per non sentire la difformità o appunto la varietà dentro la singolarità. Invece tendevo verso la mia definizione politica, cioè il mio problema, che era forse anche precoce, era: ma io sono di destra o di sinistra? Che capite, è una domanda malposta nei fatti. E mi era capitato tra le mani un libello di Norberto Bobbio, che non avevo fatto in tempo a leggere nel 94 perché avevo 10 anni e sarebbe stato un po' strano uno di 10 anni che legge Bobbio. Però l'ho recuperato un po' dopo e si chiamava, qualcuno se lo ricorderà, Destra e Sinistra. Un Vangelo. Che ho detto, io adesso voglio capire, mi faccio spiegare da questo signore che si chiama Bobbio, che cos'è, come dice Gaber, che cos'è la destra, che cos'è la sinistra, e così decido. Ma chi me l'aveva chiesto di decidere se ero di destra o di sinistra? Volevo saperlo io a proposito di questa conoscenza di me. Volevo capire in che relazione stavo col mondo e mi sembrava persuasivo il modo di definire la sinistra, che tante critiche tra l'altro determinò al libello di Bobbio. Poi ho ricostruito una gran polemica intorno a quel libro, tra l'altro l'annus horribilis 94, la discesa in campo di Berlusconi, cioè tutto un paesaggio politico che cambia, il tramonto della Prima Repubblica, eccetera. Quindi non era un libro inoffensivo, ma diceva, adesso semplifico molto, diceva che la sinistra ha uno sguardo rispetto alla collettività che fa leva più sulle cose che ci rendono simili che su quelle che ci rendono dissimili. È altrettanto valida l'altra posizione, cioè dove tu marchi l'individualità, quindi la dissimiglianza, ok? A un certo punto dico, va bene, allora sono di sinistra. A un certo punto avevo deciso che ero un po' più di sinistra che di destra, ma in realtà già usavo categorie che non erano valide per capire il mondo in cui stavo crescendo, che era un mondo post-muro di Berlino, che era il mondo del tramonto della Prima Repubblica. Serviva o non serviva? Oggi un attivista climatico che ha 14 anni non si pone il tema se è di destra o di sinistra. Ecco, in quel libro di adesso arrivo a Foa, in quel libro di Foa, sostanzialmente coetaneo di Bobbio, poco più giovane credo, Foa dice: e arrivati alla fine di questo secolo potremmo avere una grande nostalgia. Cioè questo mi è sembrato veramente un vecchio, un vegliardo capace di non essere risucchiato indietro dalla nostalgia, no? Perché dice adesso ci sentiamo privi di bussola, dice proprio questa espressione, che per me è molto valida ancora oggi. Cioè io mi sento privo di bussola, non so se voi vi sentite con la bussola, io no. Cioè giorno per giorno mi sembra che uno non ha più proprio veramente strumenti neanche per interpretare un pezzetto di presente, non dico la complessità del presente. Siamo privi di bussola, siamo orfani, diceva, delle ipoteche ideologiche e delle ipoteche spirituali, che ci davano comunque una guida. Cioè adesso io veramente vi sembrerò ingenuo, ma è evidente che anche il condizionamento spirituale, in termini naturalmente religiosi, di confessionalità, dava una guida, un solco, un binario, anche in opposizione, cioè potevi essere qualcosa anche per negazione, mi verrebbe da dire, negazione radicale. Sono anticlericale e questo fa consistere la mia identità. Sono anticomunista, questo fa consistere la mia identità. Ma nel momento in cui quelle ipoteche, dice Foa, cadono col finire del secolo, perché l'ipoteca spirituale non è più così pesante, larvatamente lo è, ma non è più così pesante, l'ipoteca ideologica è sconfitta sostanzialmente, almeno a queste latitudini, allora dice siamo privi di bussola. Ma dice, è quel disgiuntivo che ha forza dentro a quel libro scritto da un novantenne, ma non per questo perde senso continuare a cercare dei valori, virgola, perché i valori non sono collocati in una cassetta di sicurezza. I valori vanno cercati e questa è una fatica. E poi aggiunge, e se avessi un augurio da fare alle nuove generazioni direi, sognate sì, ma non fatevi ricattare dal sogno, perché, dice lui, quando si sceglie non si deve sognare. Che sembra, tra l'altro, vedete... Controtendenza, direi, rispetto a quello che... Esatto, cioè proprio quello a cui ti allena il mondo. Sogna quello che vuoi perché tanto puoi fare quello che vuoi. Foa ti dice, nel momento in cui però scegli, attenzione, non sognare. Scegli a occhi aperti, no? Come a dire, prenditi una responsabilità. E questa è la parola che mancava, secondo me, no? Nel nostro così rimpallarci parole. Cioè la scelta di quel tipo pretende una responsabilità, non solo un'esclusività, ma una responsabilità, che è un'autoresponsabilità, per cui io stesso mi inchiodo alla mia scelta sapendo quali possono essere le conseguenze e quindi pagandole per certi versi, su un piano politico, su un piano privato, su un piano intimo, su un piano più largo, però in qualche misura è come se Foa dicesse allora va bene, non abbiamo la bussola, siamo privi
di binari. Possiamo cercare i valori perché non sono in una cassetta di sicurezza, ma poi quando scegliamo, questo presuppone una responsabilità. E invece mi sembra di poter dire, senza essere appunto, come dire, controtempo nel senso deteriore, cioè appunto uno conservativo che non sono, t'assicuro, che invece mi sembra che è cominciata a un certo punto un'epoca della beata irresponsabilità, cioè nel senso che non ti costringi a consistere nemmeno nella coerenza delle tue stesse parole. Io dico, uno può cambiare idea, questo è evidente, è anche un esercizio dell'intelligenza, ma non c'è mai un istante in cui hai la sensazione che i personaggi pubblici percepiscano a tutti i livelli che le parole implicano una scelta, perché anche le parole le scegli. Le parole, se non c'è altro, dice vabbè, ma non andavo come mio nonno sulla lambretta con i sacchi di... Per fortuna mi verrebbe da dire, no? Che non ho attraversato una città nel freddo in lambretta col sacco di juta o di plastica addosso. Però la responsabilità delle parole. Allora, se la responsabilità delle parole la demando costantemente, non si sa bene a che e a cosa, davvero io rischio l'inconsistenza, cioè una sorta di evanescenza in cui quell'identità aggiornabile diventa anche un po' turlupinante, ingannevole, fallace, e il discorso pubblico si inquina, si intossica, perché dice ma io non ti chiedo più, leader, di essere di destra o di sinistra, forse non te lo chiedo davvero più. Poi su questo non apriremo il dibattito stasera, però voglio dire, ti chiedo una coerenza, un minimo di coerenza tra la parola che pronunci e come tu provi a incarnarla. In questo senso veramente mi sembra che anche la classe intellettuale a un certo momento, infatti lo dico sul finale del libro, si sia proprio disamorata alla causa della responsabilità. Cioè come se una parola valesse un'altra. E in questa giocoleria delle parole, in questa specie di continuo gioco di prestigio per cui una parola vale l'altra, abbiamo perso anche la possibilità non di collocare in una cassetta di sicurezza i valori, ma di continuare a cercarli. Di continuare una trattativa, di provare a interrogarci su quale valesse la pena difendere, no? E in questo senso sì, allora mi sembra che abbiamo perso di vista qualcosa, e questo navigare a vista qualche volta somiglia davvero a una specie di sconfitta, di resa incondizionata neanche più all'opzione o alla possibilità, ma proprio all'accadere quotidiano, come se fosse una specie di bomba che esplode ogni giorno e che rimette tutto in discussione ogni giorno, come se fosse il primo mattino del mondo, senza che niente si sia stabilizzato, nemmeno il tempo per far discendere da quella stabilizzazione transitoria, sembra un ossimoro quasi all'Aldo Moro, le convergenze parallele, la stabilizzazione transitoria, un qualcosa che coerentemente discende come sequenza di gesti. E questo secondo me dà un senso a tutti, a tutta la collettività, proprio di, appunto, generica inconsistenza del tutto. A me questo spaventa un po' sinceramente, e ho l'impressione però, ecco, che quando poi le lancette della storia ricominciano a correre, era questo che mancava nel libro, che non avevamo visto una pandemia e non avevamo visto scoppiare una guerra addosso ai confini dell'Europa, quando le lancette della storia cominciano a vorticare, premono, pressano, e poi un po' di spirito di responsabilità ti è richiesto dalle circostanze e non sei più allenato alla responsabilità, e infatti diciamo che il paesaggio manifesta questa gaudente, fino a prova contraria, irresponsabilità che poi diventa perfino inadeguatezza e da un certo punto di vista è disastrosa. Stavo pensando a questa logica del sognare, dell'immaginazione, no? Che appunto io ho 31 anni, sono cresciuta con l'idea di sognare ad occhi aperti, e stavo pensando a quale relazione avesse questo esercizio con il senso del fare, della performatività che di fatto ci hanno indotto ad adottare un po' nella nostra vita, no? E se il senso della responsabilità che è venuto meno fosse proprio allegato al fatto del saper fare, e saper fare sempre a certi livelli, con una certa performatività, ma anche con una certa velocità, perché il tempo della responsabilità di sicuro non è il tempo della performatività, no? Quindi secondo te esiste una correlazione tra queste due dimensioni, no? Da un lato ci hanno spinto ad essere sempre performativi, quindi per anche forse ergonomia e un po' delle risorse abbiamo dovuto dimenticare un po' l'esercizio alla responsabilità nel prendere le nostre scelte. Sì, perché quella pressione della storia che sembrava attenuata, vi ricordate che a un certo punto addirittura uno storico che si chiama Fukuyama aveva parlato di fine della storia, no?
che era una cosa un po' paradossale, anche molto discutibile se vuoi, no? Cioè uno storico intelligentissimo, il libro è molto interessante, però la storia non finisce mai, cioè fino a che esiste l'umano esiste un'idea di storia, no? E quindi forse nel postumano sarà difficile capire che vuol dire storia, perché noi siamo esseri che storicizzano. Da un certo punto di vista, proprio l'altro giorno uno storico che si chiama Alessandro Vanoli diceva poi alla fine tu ti accorgi di che cos'è la storia quando da bambino capisci che i dinosauri stanno prima di te, no? E in questo senso ti collochi su una linea del tempo, ma una linea del tempo, lo dico a te che sei una filosofa, hegeliana, cioè da un certo punto di vista ereditata dal pensiero positivista ottocentesco che ti dice tu stai qua, quello sta qua, questo sta qua. Adesso la fisica quantistica ha curvato il tempo, quindi vedete quante certezze perdiamo, anche quelle che erano, come dire, quasi incontrovertibili, il tempo lineare. Io sono affascinato da questo, anche se non ho minimamente gli strumenti per star dietro anche quel bellissimo libro di Rovelli che si chiama 10 lezioni di fisica, no? Tutti mi dicevano è facile, è bellissimo, è facile. E io mi sono perso a pagina 4, anche se ero molto affascinato. Però diciamo questa idea della curvatura del tempo metterebbe in discussione anche la linearità, ma andiamo su territori veramente molto molto scivolosi. Quello che voglio dire rispetto alla storia è che la storia non finisce semplicemente perché continua l'umano, no? Quindi è una sequenza di eventi, non saranno su un tempo lineare, un tempo che presumiamo lineare e che non è, ma insomma continua a esserci. Quando Fukuyama diceva la fine della storia, pretendeva che non ci fossero, ve la semplifico brutalmente, grandi e determinanti eventi che dessero la sensazione alla collettività di essere di fronte alla calamità storica, cioè questo è il tema. Poi arriva in sequenza l'11 settembre, le guerre determinate dall'11 settembre, un effetto di quella che poi abbiamo chiamato prima speranzosamente, poi minacciosamente globalizzazione, la rivoluzione digitale stessa in qualche modo, no? Che ha incentivato quel fenomeno che appunto abbiamo chiamato un po' sommariamente globalizzazione, e poi anche solo negli ultimi anni appunto una epidemia che è una calamità di tipo naturale, per quanto determinata forse da qualche fattore umano, ma poi una guerra che in realtà anche qua noi dobbiamo sempre cercare di non essere troppo occidentecentrici, nel senso che non è che le guerre si erano interrotte e c'erano state anche le guerre balcaniche negli anni 90 e quindi erano addosso, diciamo, alle nostre coste, però questa è una guerra che naturalmente, rimettendo in attrito grandi potenze internazionali, ci dà la sensazione che quell'orologio sia ripartito, no? Sicuramente è partito a un'altra velocità. Ecco, dico che in quell'attenuazione della pressione storica, anni 80, anni 90, vinceva un altro tipo di pressione, cioè la pressione della performatività e della competizione, un principio agonistico. Questo sì, anche se non voglio sembrare Eva Cantarella, che ho intervistato su Repubblica l'altro giorno a proposito della eterna querelle sul liceo classico sì, liceo classico no. Ovviamente lei era per il liceo classico sì, ma questo era scontato, solo che mi ha detto una cosa molto interessante. E io me ne faccio portatore perché sono convinto che abbia ragione, nonostante che sia una donna di un'altra generazione distante dalla mia. Però, voglio dire, lei a un certo punto dice, poi a un certo punto ci siamo voluti convincere che la scuola fosse una dimostrazione agonistica di competenze e soprattutto fosse un'agenzia di collocamento. E queste due cose insieme hanno dato quell'accelerazione performativa, forse proprio all'impianto sociale, no? Per cui tu a un certo punto dimostri, corri. Per arrivare dove esattamente? Cioè per fare che cosa esattamente? Perdendoti una possibilità di indugio, che non voglio chiamare noia come la chiamavano magari gli antichi, ozium, ma anche quella libertà, quella sì mentale, di non dover rendere sempre in una prospettiva utilitaristica ogni conoscenza acquisita. Cioè, che cosa me ne faccio di Platone? Ma perché te lo chiedi? Cioè, qui il problema è veramente la domanda. Che cosa me ne faccio del latino e del greco? Con tutto, vi assicuro che non sono, pur avendo fatto il liceo classico, non sono di quegli estremisti che pensano alla cultura umanistica, no, perché siamo molto deboli sulla cultura scientifica e questo va riequilibrato urgentemente, direi. Ma non ho mai pensato che però, per quanto si possa mettere in discussione, oggi nel 2023 sono disponibilissimo ad aprire la discussione, cosa che appunto su Repubblica abbiamo fatto perché c'è stato un crollo poi è un termine giornalistico, una flessione delle iscrizioni in generale ai licei, ma in particolare al classico e soprattutto al nord, tra l'altro. Questo è interessante da notare, però non abbiamo adesso il tempo di approfondire. Dico solo che se tu ti chiedi non a che cosa serve il greco, ma a che cosa serve studiare la storia e la filosofia, non è tanto diverso, perché non serve. Cioè non serve da un punto di vista utilitaristico. Non è possibile
ridurre un sapere a una utilità. E in questo senso, invece, lì proprio veramente c'è entrata una specie di leva storta dentro al cervello, per cui tutto ciò che non era riconducibile a una utilità, a un'applicabilità, bah, che ci fai? Corri, ma togliti sta roba, no? Vi faccio un esempio plateale che forse offenderà, spero nessuno che magari si sente vicino a quella posizione, ma ve lo devo dire perché mi viene dal profondo del cuore. Allora, a un certo punto, e l'ho commentata sempre su Repubblica perché lì scrivo, ma insomma, sono stato subissato anche di lettere non proprio carine, ma allora c'è una lettera a un preside di un genitore, scusatemi, che all'altezza delle vacanze estive si pone il grande, vedi quali sono le grandi questioni che ci allarmano, no? Per quello ti dico che poi i compiti per le vacanze. Ora, dopo che tu ti sei posto sto tema per mezzo minuto, puoi anche, no, sopra sé, che sarà mai i compiti delle vacanze? Sono troppi sti compiti delle vacanze, saranno troppi, ma tanto, ma chi li fa i compiti per le vacanze? Voglio dire, ma poi io vedo al 5 settembre correre in libreria, ci stanno frotte proprio di ragazzini che comprano i libri che avrebbero dovuto comprare a giugno, quindi non mi pare che sono tutti così gravati da sta quantità di compiti. Comunque va bene, facciamo che sono tanti i compiti per le vacanze, fosse quello il problema. Questo scrive al preside della scuola e si esprime in questi termini, naturalmente lamentando il fatto che i compiti fossero troppi. Rivolto alla classe docente dice: voi insegnanti avete 9 mesi per insegnargli le nozioni, virgola, punto e virgola. Io ho 3 mesi per insegnargli a vivere, creando una divaricazione per me sconfortante tra le nozioni, cioè la scuola quindi che è? Non ho capito, le nozioni, e io, genitore, gli insegno a vivere. Io la trovo ributtante come prospettiva, veramente, ve lo dico, lo so che non tutti sono d'accordo, la trovo ributtante, repellente, per me è qualcosa di inaccettabile. Uno, perché ho fiducia solo nella scuola, cioè io non ho, nella società, non ho fiducia in nient'altro che non sia la scuola. La sanità, certo, chiaramente, ma per ragioni, come dire, di come urgenza fisica. Ma la scuola, ho fiducia solo nella scuola. E questo non significa, dice, ma la scuola com'è? Non mi interessa la scuola com'è, com'è stata, come potrebbe essere. La scuola come istituzione, non ne conosco una su cui posso e sento di avere fiducia. Quando però arriva un genitore, quindi una persona che suppongo a quell'altezza avesse almeno 40 anni, 45, a dire al preside, alla classe insegnante, voi e noi, creando una contrapposizione che non si era mai data, non solo per la storiella che raccontano i nonni e le nonne, che ti dicono, come mi diceva mia nonna, guarda che quando tornava a casa tua madre, che la maestra l'aveva rimproverata, ci prendeva il doppio da noi. Va bene, ecco un altro schema novecentesco, forse era un po' eccessiva, un po' brutalona, no? Perché magari poteva averci ragione, ma nonna comunque dava ragione alla maestra. Va bene, siamo arrivati oltre questa dinamica. I genitori sono molto più presenti, ed è bene, non dico che non sia un bene, interferiscono qualche volta perché creano, per l'appunto, una contrapposizione tra modelli educativi che, secondo me, ma non sono un pedagogo, lo dico soltanto come osservatore, va sempre un po' riassorbita in un compromesso. Tu puoi anche pensare, salvo casi estremi, che quell'insegnante stia sbagliando, ma nel momento in cui lo indichi come errore a tuo figlio, hai rotto un patto. L'hai fatto naufragare. Poi dici, vabbè, ma quello ce l'aveva con mio figlio. Ok, ci sono dei casi estremi, ma se tu metti in discussione la persona, hai tolto ogni credibilità all'insegnante, gliel'hai tolta, e hai messo lo studente, soprattutto in una posizione che potrebbe addirittura rendere subalterno il docente, in virtù di un avallo genitoriale. Ma comunque questo è un altro discorso. Dico solo, e mi fermo qua proprio rispetto all'accelerazione, se tu sei arrivata a 40 anni a pensare che la scuola sia un cantiere nozionistico, può darsi che ci sia una parte di verità in come la scuola è diventata, ma anche non sei stato in grado di acquisire dalla scuola la sensazione che quel sapere che ti porti appresso in una vita, anche se non lo pratichi, esempio, se io adesso chiedo a ciascuno di voi di pensare al teorema di Pitagora, annaspate un attimo, ma poi dite l'area dei, no? Quadrati costruiti sui dice, che ci ho fatto io col teorema di Pitagora per tutta la vita? Niente, forse, non lo so, non è vero. Ti dicono i matematici che tu lo applichi anche quando non te ne accorgi, qualche volta calcolando nello spazio delle possibilità, ma anche se non ci avessi fatto niente. Ma è una ricchezza indicibile. Le idee di Platone e il teorema di Pitagora, la guerra dei 30 anni confusa là come una nebbia, e magari appunto la filosofia
presocratica, cioè dei pezzi, le tabelline, che ci fai con le tabelline che c'hai l'iPhone in tasca? Ho capito, ma le tabelline sono una visione del mondo, cioè le tabelline che ogni tanto interroghi mentalmente, dice che ci faccio con Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua... Che cacchio ci devi fare? Niente non ci fai, però è bellissimo avercelo, no? Dentro quel pezzetto di conoscenza. Allora, se siamo arrivati a un punto, perché ci siamo arrivati, questo dice anche Cantarella, siamo arrivati, la conoscenza o la orienti a un'utilità oppure non è interessante, non è rilevante. Questo ti mette in quella prospettiva agonistica per cui tu devi certificare le competenze. Questo è il burocratese scolastico perniciosissimo e determinato da ministri che, succedendo, si hanno riformato la scuola riformando essenzialmente il linguaggio e i parametri valutativi, in un modo spesso arrogante, presuntuoso, perché sfasciavano e rimontavano usando gli insegnanti come cavie di esperimenti sostanzialmente aziendalistici, e in questo senso certo che poi la sensazione è vabbè, però il voto, la competenza, il numero, corri perché te la devi togliere questa cosa qua, come quando uno ti diceva prenditi il pezzo di carta, che è un'idea abissalmente sconcia, no? L'idea che sia un pezzo di carta, diceva un grandissimo scrittore, Giuseppe Pontigia, spero di valere di più del mio titolo di studio, no? Che mi sembra una visione del mondo bellissima. Devi sempre valere di più del tuo titolo di studio, perché il titolo di studio non è che tu abbia la terza elementare, la prima media o il dottorato di ricerca. Come essere umano vali di più del tuo titolo di studio, dovresti valere di più del tuo titolo di studio. Ma nel momento in cui il titolo di studio è ricondotto alla carta, la cosa per cui ti devi sbrigare, prenditelo, corri, perché devi andare alla casella successiva, tu hai dilapidato appunto effettivamente un'idea di conoscenza come qualcosa che ti serve in quanto cittadino. Cioè più la cittadinanza è avvertita da un punto di vista della conoscenza, quella che chiamavamo conoscenza generale, le conoscenze generali, più quella cittadinanza è partecipe, è intelligente, quella cittadinanza magari non vede stasera Sanremo e viene qua, per esempio, ecco questo è un caso, non è che lo dico moralisticamente, dico semplicemente che determina questo tipo di atteggiamento nei confronti del sapere, determina una capacità di non essere schiavi, appunto, delle parole ingannevoli, delle parole che appunto sono fumo negli occhi sostanzialmente, le parole all'ordine del giorno per l'appunto, che spesso sono proprio il contrario delle parole pesanti, delle parole profonde in qualche misura. Quindi sì, secondo me quell'accelerazione che la storia sembrava avere un poco attenuato è stata come riattivata da un processo educativo, formativo e quindi anche professionale, tutto giocato su una corsa atletica al salto agli ostacoli praticamente, no? Quando poi a un certo punto ti trovavi così davanti a un muro e dicevi vabbè, ma dopo che ho saltato tutti questi ostacoli, adesso a che cosa è servito correre così tanto? Certo che bisogna dire che il tema della scelta, questa parola, questo concetto da sempre porta con sé la riflessione sul tempo. Quando noi sentiamo il peso delle scelte, il senso della responsabilità anche di prendere delle scelte, dobbiamo prendere e averci a che fare un po' con il tempo. Allora ripensavo, preparando un po' questa serata, anche al senso che davano gli antichi greci al tempo, no? Questa distinzione tra il tempo cronologico della vita e il tempo qualitativo della vita, il Kronos e il Kairos. E allora sembra che il tema della scelta da un lato abbia a che fare con il Kairos, il tempo qualitativo, perché di fatto ci pone di prendere di petto quello che è la nostra situazione, dall'altro però deve fare i conti con il Kronos, con questo tempo che scorre, e quindi ci troviamo veramente anche qui ancora sopraffatti nel tenere in equilibrio questi due tempi della vita, dal quale forse ancora una volta a volte annaspiamo, no? Quindi da un lato questa società della performance che ti richiede, che corri, ti sprona, dall'altro questo tempo della vita qualitativo al quale noi dobbiamo per forza di cose a volte scendere a patti. D'altra parte il tempo, quello che tu chiami diverso in qualche modo, anche usando il lemma greco, è un tempo proprio per l'appunto dell'ozium in un senso nobile, può essere quello, cioè il tempo in cui sprofondi in te stesso, che è il tempo della conoscenza di sé e del mondo. Quando uno fa l'esperienza dello studio, in un senso però davvero nobile, voglio dire non il momento in cui magari anche sbuffando, perché è legittimo e normale che sia così, soprattutto in età giovane, stai lì a studiare qualcosa che non ti interessa o presumi che non ti interessi e non ti servirà per l'appunto mai, ma quei momenti che sono rari nella vita ma decisivi, in cui ci sentiamo un tutt'uno con la materia che stiamo studiando, qualunque essa sia,
quelli sono, io penso, anche nel ricordo, tra le esperienze più straordinarie, no? Cioè studio dico anche come applicazione, non parlo soltanto di studio in termini, diciamo, letterali, dico anche il fatto di inabissarsi in un gesto che può essere artigianale, che può essere qualcosa che fai con perizia calligrafica. Dentro quel momento lì tu sprofondi in un tempo diverso. E senti che quel tempo si dilata vertiginosamente, no? Che quel tempo è più consistente, torno a questo aggettivo e a questo sostantivo consistenza, perché è più consistente del tempo che corre. A volte mi ricordo di certi pomeriggi di studio, perché poi un'altra cosa su cui sto riflettendo molto in questi mesi, anche per ragioni, diciamo così, professionali in senso lato, è che succede una cosa strana, che quando noi usciamo dalla scuola, non dico che smettiamo di imparare, perché non credo che smettiamo di imparare mai, anche non volendo, continuiamo a imparare fino all'ultimo istante, no? L'esperienza continua ad accumularsi e quindi anche l'apprendistato non ha una fine, però smettiamo di studiare molto spesso, un po' perché la vita pratica ci richiama, no? Non hai il tempo, davvero non hai il tempo di studiare, e anche però il fatto che l'allenamento che richiede lo studio, quella che appunto i nostri progenitori un po' paludati chiamavano disciplina, è qualcosa che, guardate, però è il presupposto di qualunque riuscita. Cioè, lo studio o è disciplina o non è. Il fatto di diventare un grande danzatore, un grande musicista, un grande artista presuppone una disciplina. Se non sei toccato dal genio, cosa che, come ricordava Moravia ai funerali di Pasolini, tocca 2 o 3 persone in un secolo, quindi è probabile che non sia tu il genio, no? Se fai la statistica. Ecco, se non sei toccato dal genio, il talento va messo dentro uno spazio di disciplina, altrimenti non è, altrimenti non produce. Allora, in questo senso dico che uscendo dalla scuola tu rischi di smettere di studiare, e le occasioni che ti fornisce la società per studiare sono poche, relativamente poche. In questo senso, se vi ricordate, un ministro, pure lui discusso, ma un intellettuale però di grandissimo spessore come Tullio De Mauro, insisteva moltissimo sulla necessità della formazione permanente degli adulti. Se vuoi, adesso non per autonobilitarci o nobilitare, diciamo, un'impresa come questa, questo è uno spazio di formazione, di formazione condivisa. Cioè stiamo parlando, ma stiamo anche ragionando, certo parliamo soprattutto noi due, adesso magari tra un po', però voglio dire, in ogni caso stiamo facendo qualcosa che è un esercizio di studio condiviso, no? Stiamo ragionando intorno a delle parole. Pensate a certe frange della popolazione, quindi non privilegiata in questo senso, non attrezzata, quando esci dalla scuola, mi dite quante occasioni hanno la gran parte delle persone oggi di imbattersi in qualcosa che le costringa, tra virgolette, o le spinga a studiare ancora, a sapere di più? Pochissimo. E l'illusione della conoscenza è il vero problema del nostro tempo. Cioè questa è la cosa forse più sconcertante, in cui non esiste né reazionariato né progressismo, è un dato di fatto. Allora, voglio chiedere un piccolo passaggio, 1 minuto e mezzo ancora, per dire che secondo me, ma non solo secondo me, nel senso che questo è davvero suffragato da studi di un certo rilievo, la civiltà che abitiamo è astrattamente la civiltà che è stata esposta a più testi scritti da quando esiste l'umano. Da un certo punto di vista, quando diciamo sono pochi i lettori, sbagliamo, perché se vogliamo chiamarli leggenti, le persone che leggono, non si è mai dato un numero così ampio di persone esposte alla testualità scritta di quanto non sia in quest'epoca. Tornate indietro anche solo di 50 anni e ve ne rendete conto. La complessità di quei testi è un altro discorso, ma soprattutto la ignoranza abissale che potevi trovare in zone della società anche fino a 40 anni fa, abissale nel senso che proprio era quasi simile a quella che puoi trovare in certe zone oggi del continente asiatico, per esempio, del subcontinente asiatico, dove persone veramente sprofondate in un complesso di ignoranza che non gli fa percepire neanche una possibilità di riscatto. Nella società cosiddetta dell'accesso a queste latitudini tutti hanno una scolarizzazione basica, e questo è un vantaggio enorme dagli anni 60, la scuola media, insomma cambiata, con tutti i limiti che può avere, però voglio dire, ha veramente dato un'infarinatura, questo è un altro termine molto novecentesco, no? Di conoscenza a tutti, la scuola di tutti, la scuola che pensava Don Milani, la scuola che pensava De Mauro. Poi, naturalmente con tutti i limiti, però ci siamo trovati di fronte a una società che ha sopravvalutato, forse questo mi verrebbe da dire, quelle conoscenze di base,
che ha acquisito molto più facilmente di quanto non avesse fatto mio nonno, che andava alle scuole serali per superare la terza elementare a cui era inchiodato. Allora dico che l'illusione della conoscenza è ancora più pericolosa dell'ignoranza e della consapevolezza dell'ignoranza, per una ragione che anche qua tratterò in poche, spero, battute, ma semplicemente facendovi proprio l'esempio tipico di una frase che avrete sentito anche voi, valida tanto quanto quella della nonna che dice do ragione alla maestra, no? Nella generazione di persone che non avevano studiato c'era oggettivamente, non è che lo nobilito neanche questo, lo constato, un sommo rispetto per la cultura, intesa come possibilità di riscatto intellettuale e sociale. Forse la cultura come posso dire, la cultura, l'intelligenza si è arroccata anche in virtù di un posizionamento che le era consentito da una società così gerarchica che in qualche modo ti faceva sentire escluso, ma in quell'esclusione la consapevolezza dell'ignoranza non ti faceva sentire superiore, ti faceva sentire inferiore, forse troppo inferiore mi verrebbe da dire, no? Quindi anche addirittura qualche volta avendo gli occhi chiusi di fronte anche a una possibilità minima di uscire da quelle strettoie. Piccolissimo inciso dell'inciso, ma vi prometto che ho quasi finito. Dico, il finale dei Promessi Sposi, romanzo che fa tanto tremare i polsi a tutte le generazioni, è sbagliato come lo raccontiamo a scuola, perché il sugo della storia non è che la provvidenza manda i guai, che poi mi sembra magra consolazione, tu leggi un romanzo di 300 pagine e ti dice però la provvidenza manda i guai, poi li raddolcisce pure, però i guai sono arrivati, cioè non è che proprio sia divertente sto fatto che la provvidenza poi li raddolcisce e c'ha il suo disegno. Quello era il sugo di tutta la storia, diceva Manzoni, ma se voi fate caso, appena prima, nel paragrafo prima, cosa che passa completamente inosservata in un romanzo, ovviamente non sta a me dirlo, ma che io considero grandioso, ma questo purtroppo nella gestione scolastica di quel romanzo e anche e soprattutto nella collocazione in programma c'è un errore che non riusciamo a emendare. Al secondo anno di scuola superiore non va bene leggere I Promessi Sposi, non funziona lì. Sta messo male dentro a quel contesto, ma pure questo sarebbe un altro. Ma voglio ricordarvi che poche righe sopra il sugo di tutta la storia, il sugo apparente, Renzo dice, dopo tutti i casini che gli erano successi, che, aperte virgolette, da che c'era quella birberia, il leggere e lo scrivere, dice tanto valeva che l'apprendessero anche i suoi figlioli e decise che avrebbe insegnato a leggere e a scrivere. Allora il sugo della storia non è la provvidenza, il sugo della storia è che da che c'è quella birberia che si chiama leggere e scrivere, la cultura, tanto vale che te ne impossessi pure tu, perché altrimenti sarai sempre subalterno alle classi degli azzeccagarbugli e di chi ti vuole ingannare, di chi usa per te le parole che possiede. Quindi quell'arroccamento difensivo dell'elite intellettuale c'era in virtù di un senso di inferiorità, di subalternità della classe non istruita. Quando si sono aperti i cancelli, diciamo così, adesso è una metafora molto grossolana, quello che poi ha determinato, secondo me, il corso dei decenni è un'illusione di conoscenza che è pericolosa molto più che la ignoranza profonda da un certo punto di vista. È un paradosso logico, mi rendo conto, molto discutibile, ma per dire, semplificando un po', che quando tu ti illudi di conoscere, invece di riconoscere, questo è molto filosofico, quasi delle premesse della filosofia, invece di riconoscere ciò che non sai, pretendi di sapere e arrivi addirittura a credere che senza strumenti, quindi senza un apprendistato continuo, anche post anni di scuola, tu ti puoi orientare in un mondo così complesso e così confuso, così caotico, pretendendo di selezionare le verità a seconda di quello che ti fa comodo o ti torna. E la verità, sempre pure Pilato se lo chiedeva che cosa fosse la verità, quindi nessuno la possiede, però certo non è la terra piatta, certo non è qualcosa che è inaccettabile nel mondo contemporaneo, perché tu ti chiedi com'è possibile che qualcuno possa addirittura difendere qualcosa che è smentito dalla prova dei fatti. Allora evidentemente lì entra in gioco un complesso di presunzione, di conoscenza, che è equivalente, lo scrive in un saggio un divulgatore scientifico intelligente che si chiama Enrico Pedemonte, un titolo secondo me molto illuminante, uscito da Treccani Libri, questo libro che si chiama Paura della scienza, dove addirittura quella presunzione di conoscenza in realtà ha come sostrato una tremenda paura del sapere, perché il sapere può fare paura. Sapere le cose, questo anche nella vita pratica, quotidiana, quante volte preferiamo non sapere per sentirci un po' confortati. E poi però a un certo punto arriva qualcuno che ti bussa alla porta e sei costretto a sapere. Allora questa costrizione a sapere è un'autocostrizione dell'uomo civilizzato che anche di fronte allo sconcerto dell'ignoto o del parzialmente noto deve esporsi non con quella presunzione ma con quella sensazione che non sa mai abbastanza, e questo soltanto se continui a pensarti a scuola dopo la scuola puoi costruire una cittadinanza che non si illude di sapere quando in realtà appunto ha molti limiti, ha molte lacune.
Prima di lasciare la parola a tutti voi farei salire Fabio per l'ultima lettura. Ne abbiamo tolto una in mezzo, ma insomma ci siamo fatti prendere dalla conversazione, quindi a te Fabio, sempre da un estratto di Tempo senza scelte di Paolo Di Paolo. Ecco, ci sono gli eroi e poi ci siamo noi. La scelta eroica è abbagliante, la vita temeraria incendia l'immaginazione, ma ha qualcosa di illusorio. È davvero un modello praticabile? No, bisogna ammetterlo, con la testa bassa e per amore di verità non lo è. C'è dunque altro, c'è un'altra possibilità. Possiamo essere riconoscenti agli eroi, serbare memoria dei loro gesti. Hanno talvolta scosso letteralmente il mondo, ma non sono riusciti a cambiarlo. La lezione americana che Italo Calvino non ha mai scritto girava intorno al no imprevisto di un uomo ordinario, di un antieroe. Doveva chiamarsi coerenza, consistency, che in inglese rimanda anche a concetti come fermezza, densità. Forse avrebbe spiegato che dire no, spesso, è il gesto di maggiore coerenza. Forse avrebbe difeso certe forme di resistenza passiva che valgono come scelte radicali. Forse avrebbe detto che essere se stessi fino in fondo può somigliare anche a un gesto di mitezza, a un silenzio. C'è un uomo distinto, un po' scialbo, misterioso. Ha il compito di trascrivere carte legali. Fa ogni giorno con precisione il proprio lavoro. Si chiama Bartleby. Una richiesta di un superiore, una richiesta qualunque, lo spinge a un improvviso rifiuto. Avrei preferenza di no, risponde. Da quel momento in poi Bartleby avrà quest'unica risposta per ogni domanda. Avrei preferenza di no. Diventa così inespugnabile, invisibile, muto. Rinuncia a parlare e soprattutto a scrivere. Una forma di sublime apatia contro un mondo che chiede troppo, contro la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante, per usare aggettivi di Calvino. È un ripiegamento difensivo o una più alta forma di presenza, inoffensiva, sospesa, senza prepotenza, senza eccessive illusioni. Ora, abbiamo pensato a lungo che le lezioni americane di Calvino parlassero di letteratura e invece parlavano di noi. Lo scrittore non avrebbe potuto immaginare che le sue lezioni mancate sarebbero diventate simili a proverbi, con tanti ammiratori quanti detrattori. A noi oggi possono arrivare, se ascoltiamo bene, come qualcosa di più, di diverso. No, non una profezia. Una specie di ritratto dell'umanità proiettato nel futuro. Siamo diventati così, più o meno tutti, leggeri, rapidi, piuttosto esatti, quanto mai visibili e carichi di visioni. Di sicuro, molteplici. Leggeri, sì, perché abbiamo tolto peso come potevamo, al sapere, al passato, perfino alle idee. Siamo capaci di grandi salti, ci solleviamo sulla pesantezza del mondo, agili, spericolati, con il vento a favore, con il passo danzante del mercuzio shakespeariano. Siamo rapidi, saltiamo passaggi, sfidiamo il tempo, contano più i minuti che gli anni. La velocità del pensiero, delle stesse possibilità della mente si è moltiplicata, corre come i polpastrelli su una tastiera. La velocità mentale vale per sé, per il piacere che provoca in chi è sensibile a questo piacere, dice Calvino. Ma quante cose ci perdiamo per strada in questa corsa? Mercuzio, allora, e poi Mercurio,
Dio della comunicazione, delle mediazioni, anche lui alato, leggero e aereo, abile e agile, adattabile e disinvolto. Non è forse il patrono di molti di noi? Siamo anche, se lo vogliamo, esatti, infinitamente più precisi dei nostri genitori e nonni, a volte certo, infinitamente anche più sciatti. Calvino tira in ballo i codici leonardeschi e libri scientifici in cui dice: ficco il naso alla ricerca di stimoli per l'immaginazione. Scienza e tecnologia, le loro quotidiane meraviglie, ci hanno allenato, o costretto, a vivere un mondo sempre meno vago e indeterminato, a fissare esattamente gli istanti, a potenziare quell'esattezza fino all'eccesso. Siamo visibili, gestori della nostra visibilità e saturi di visioni, al punto forse da avere smarrito la facoltà che stava a cuore a Calvino: il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi. Tuttavia, non facciamo che pensare per immagini. Il mondo e noi stessi. Siamo, come nessuno prima di noi, molteplici, collezionisti di esperienze, di identità, di possibilità, esposti a tutto, camaleonti emotivi. Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture, di immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario d'oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. In tutto questo, che cosa c'entra il "avrei preferenza di no" del personaggio di Bartleby? Funziona come un antidoto? Forse quel suo contegno, quella sua costanza, quella sua, così come la chiama Melville, tranquillità, quella sua capacità di silenziosa contemplazione sono un argine, il freno al nostro essere troppo leggeri, troppo rapidi, troppo visibili, molteplici, al punto di perderci e disperderci. Una sua qualità primaria, scrive Melville, consisteva in questo: che egli era sempre là, solido, consistente, appunto, nel suo riservo, nella sua inattaccabile coerenza. Fabio dalla Zuanna alle letture. Io, Paolo, lascerei la parola a loro. Abbiamo scelto in realtà questa lettura perché ci ha colpito molto su queste due parole, consistenza e coerenza, che vorrei fossero proprio agganciate alla parola scelta, e quindi l'abbiamo scelto proprio per tenerlo e regalarvelo, per portarvelo via questa sera. Quindi so che Giorgia ha il microfono, quindi se volete condividere delle suggestioni, delle osservazioni, il vostro tempo senza scelte o il vostro tempo con le scelte, insomma, siamo qui per parlarne anche un po' insieme. Ecco una mano. Buonasera. Diciamo che mentre vi stavo ascoltando mi era venuta in mente una riflessione che volevo appunto portarvi. Diciamo che la storia della scelta, ripensandola, andando molto molto in là col tempo, è la scelta di Adamo ed Eva. E quindi mi è venuto subito in mente questo collegamento e il fatto che la scelta che ad esempio ha fatto Adamo è sempre collegata anche a una disobbedienza, diciamo, il fatto di tramite la scelta quindi di essere in collegamento col proprio sentire, in un certo senso, se è una vera scelta, e che quindi va anche al di là di quello che è quello che ci è stato imposto dall'esterno, anche dallo stesso Dio per quella volta, diciamo, perché Adamo ha scelto di prendere la mela, seppur le indicazioni non erano quelle. E quindi niente, volevo fare questa condivisione, insomma.
Sì, credo che non è che va commentata l'osservazione, che è interessante, però è vero che una parte a cui alludeva anche la lettura appena fatta del ragionamento sulle scelte implica non solo, diciamo, un complesso mitico in cui la scelta, mitografico, diciamo così, quindi c'entrano anche naturalmente le scritture fondative del cristianesimo, eccetera. Però voglio dire, è chiaro che una scelta presuppone spesso anche un contravvenire a un ordine, cioè la scelta può essere, per l'appunto, dico filosoficamente, ontologicamente anche negativa, e però questa implica, e quindi lo vedi bene pure in quella favoleggiante vicenda di Adamo e Eva, implica una conseguenza. Quindi quel rischio che tu percorri fino in fondo, perché tu sei messo di fronte all'out-out. Noi Kierkegaard qua l'abbiamo soltanto evocato come un nome, no? Però è evidente che in quel libro, Out, viene fuori in modo anche proprio visivo questa dimensione della scelta dentro la storia della letteratura, se vogliamo ascrivere anche le scritture fondative dei culti alla letteratura, come credo si possa fare laicamente. Ecco, anche lì naturalmente ti trovi sempre un umano che sceglie sapendo di rischiare, questo è il punto. E infatti la lettura che è stata fatta un attimo fa diceva gli eroi, no? Gli eroi e noi. L'eroe, che sia l'eroe negativo o l'eroe positivo, è uno che, investendo tutto se stesso nella scelta, percorre quella strada e soprattutto si espone al rischio. Da un punto di vista appunto mitopoietico, mitografico, delle leggende, del racconto, della letteratura, questo è affascinante, soprattutto quando ci troviamo di fronte all'eroismo un po' di cartapesta, ma affascinante, non so, del poema omerico o di qualunque altra situazione bellica presentata dalla grande letteratura di tutti i tempi. Ma io penso anche a una opposizione radicale, a una disubbidienza storica che spesso comporta per l'appunto delle scelte che si traducono in rischi esorbitanti, no? E quindi l'eroismo, io provo nel libro a sfiorare questo aspetto, l'eroismo ci mette di fronte alla scelta radicale, cioè, e la scelta radicale però non è un modello da questo punto di vista, ecco, anche non bisogna farsi ricattare dalla scelta come estremismo, nobile, nobilissimo, ma non necessariamente rapportabile alla vita dei singoli, quindi poi a un certo punto sostituisco all'eroe l'homo faber, cioè l'uomo fattivo, quello che comunque, anche se più inerme e apparentemente così inoffensivo, è uno che con la sua coerenza e consistenza comunque porta avanti il mondo, in fondo, no? Senza esagerare con l'estremismo. È chiaro che però quel titanismo, proprio userei questa come espressione, no? Perché è molto legata alla radice del mito, il titanismo è qualcosa che abbaglia e quindi nasce spesso dalla disubbidienza. Vi dico l'ultima cosa, in realtà il libro, questo Tempo senza scelte, io l'ho scritto proprio ragionando a distanza di pochi anni su un libro, un romanzo che avevo scritto sulla figura di Piero Gobetti, no? Che avevamo citato prima a cena, che viene citata qui. E che c'è un passaggio. C'è un passaggio su Piero Gobetti perché mi ero molto appassionato a questa figura di antifascista militante che muore 24enne nel 26, e ne avevo scritto intorno alla sua vita questo romanzo che si chiama Mandami tanta vita. Allora a un certo punto, dopo, a distanza di tempo, dicevo, ma però non vorrei che qualcuno pensasse che io lo indico come un modello praticabile, perché io stesso mi sento assolutamente, come dire, lontano da quella possibilità di vivere in quel modo, no? Ecco, allora da un certo punto di vista torna al discorso della disubbidienza, dell'estremismo, che è qualcosa di cui la società ha bisogno, cioè le punte. Però vi ricordate pure quella frase che spesso si dice, non so mutuata da chi, ma che dice che è beato il tempo che non ha bisogno di eroi? Presuppone che l'eroismo sia qualcosa che si dà, se usciamo dal mito e entriamo nella storia, e dove c'è appunto un'emergenza, allora c'è un complesso di cause che producono anche quel gesto di strappo, di disubbidienza radicale. Mentre un tempo che non ha bisogno di eroi, che forse è un tempo utopico, è un tempo in cui tutti gli uomini fabbri, gli uomini attivi, diciamo così, gli uomini fabbricatori, direbbe Hannah Arendt, appunto, no? Sono quelli che concorrono al bene comune. Ma visto che questa è una società utopica, ed è forse anche normale che sia utopica, c'è bisogno dello strappo dell'eroe. L'eroe che riconosci sempre a posteriori, peraltro, perché nel momento in cui è vivo viene osteggiato il più delle volte, non riconosciuto, addirittura negato, proprio nel suo gesto di disubbidienza radicale. Potremmo fare naturalmente il caso degli eroi anche che chiamiamo così, che poi finiscono purtroppo nei sacrari, che sono quasi una beffa, no, rispetto al loro sacrificio, però è l'unico modo che abbiamo per ricordarli. Evidentemente gli eroi
che hanno perito nelle stragi di mafia, se vogliamo pensare agli ultimi anni. Ma Piero Gobetti è uno che fa delle riviste a Torino antifasciste e a un certo punto il prefetto di Torino, Mussolini firma un telegramma al prefetto di Torino che recita: rendere la vita impossibile a questo insulso oppositore del fascismo. E da quel momento la vita di Piero Gobetti diventa impossibile letteralmente. Ma mentre sua madre, anche giustamente, questo è uno degli episodi più strazianti che io racconto in Mandami tanta vita, e gli amici gli dicono: abbassa i toni, abbassali, perché è pericoloso, perché non va bene, perché un giorno fa le scale di via 20 settembre a Torino e c'è uno sbocco di sangue dopo che i fascisti l'hanno picchiato sotto casa. Allora, abbassa la voce, no? Preservati, tutelati. E lui non lo fa. Quindi quello è lo strappo, quella è la disubbidienza. In qualche modo una disubbidienza civile, per certi versi, che però diventa in qualche modo anche il tuo, come dire, autosabotaggio. Gobetti poi lascia Torino nel gennaio del 26 e muore a Parigi a metà febbraio, quindi arriva praticamente in condizioni abbastanza pietose e muore 24enne, non aveva compiuto nemmeno 25 anni. Resta l'eroe al Père Lachaise, resta l'eroe che dà come Matteotti, su cui aveva scritto un libro bellissimo, A tamburo battente, dopo il delitto Matteotti. Restano gli eroi, ma poi ci siamo noi nella quotidianità, cioè ci siamo noi che non siamo eroi, non siamo spesso nemmeno disubbidienti, e quindi in qualche modo quel apologo, diciamo così, che tu proponevi, secondo me è anche una domanda radicale su che cosa vuol dire disubbidire a una legge che in quel momento è vantaggiosa in apparenza, la legge che ti promette, se non il paradiso terrestre, una certa sicurezza. Se tu devii, se tu vai da un'altra parte, se tu neghi quel paradiso terrestre, hai la conoscenza, ma hai anche il rischio che comporta. Quindi, insomma, è affascinante, sarebbe una pista che ci porta lontano, ma ti ringrazio della suggestione. C'è qualcun altro prima di chiudere? Buonasera. Parlando di scelte, a me è venuto in mente Salvatore Natoli, che di fronte alla possibilità di molteplici scelte parla proprio di etica della finitezza. E quindi chiedo, tutto è riconducibile al soggetto, quindi all'autolimitazione del soggetto, alla sua capacità quindi di autoformarsi per limitarsi? Questo ci richiederebbe la risposta ad un filosofo, quindi faccio, come dire, un passo indietro. Però una serie di incontri anche. Una serie di incontri addirittura dedicati solo a questo tema. Però capisco benissimo la suggestione di Natoli, che appunto è stato un filosofo contemporaneo di grande rilievo. Chiaro che sì, io credo che ci sia, non l'abbiamo evocato direttamente, ma l'abbiamo suggerito continuamente, questa necessità del limite, quantomeno di confrontarsi col limite, con quella mortalità, in un senso però appunto nobile, no? Il tempo che finisce, il tempo non illimitato, non è soltanto qualcosa che ti opprime, è qualcosa che ti dà la misura di un perimetro. La tua vita non è infinita. Questo Kierkegaard lo fa capire con la metafora dell'imbarcazione che, se non viene guidata, a un certo punto in balia dei flutti, avanza fuori rotta. E a un certo punto quell'istante, dice Kierkegaard, in cui è dato scegliere, perché dice Kierkegaard, non sempre è possibile scegliere, l'istante della scelta si dà in un certo momento e poi può addirittura scomparire, e tu ti trovi nocchiero di un'imbarcazione che non guidi oltre il tempo della scelta, dove scegliere non è più possibile. Ecco, in questo senso la suggestione che lei sottoponeva, secondo me, è molto interessante, relativamente alla capacità del singolo, quindi magari lancio la palla sulla singolarità anche, del singolo di fare i conti con quella finitezza e farne tesoro non nei termini agonistici di cui parlavamo, ma nei termini appunto della consistenza, cioè da un certo punto di vista, tornando alla consistency, quella pagina che è stata letta un attimo fa molto bene, era una pagina che è legata a questa lezione, come avete capito, alla lezione che Calvino non ha fatto in tempo a tenere, perché muore alla fine dell'estate dell'85, quando doveva andare a Harvard a fare queste lezioni americane, e manca l'ultima, che doveva chiamarsi Consistency, ma noi sappiamo solo il titolo e sappiamo che forse partiva da Bartleby lo scrivano, e io ho immaginato cosa potesse partire da lì. Ma tornando al punto, quel Bartleby è uno che sceglie negando,
Quindi da un certo punto di vista, se come dire, volessi aderire alla sua sollecitazione, direi che quell'idea di finitezza è anche un'idea ancora una volta di esclusione e di esclusività. Cioè c'è un momento in cui l'opzione reversibile deve trasformarsi in una scelta, se non irreversibile perché l'aggettivo già ci spaventa, comunque un poco più consistente e cogente, diciamo, rispetto al consistere della mia identità o di quello che voglio essere, perché c'è un momento, anche in una società come quella occidentale, che prolunga a dismisura anche le fasi della vita. Questo può essere pure balsamico, no? Perché sembra che la giovinezza non finisce mai, l'età adulta si dilata e la vecchiaia non arriva mai. Può essere anche felice come posizione, non è che io la sto moralisticamente sanzionando, no? Cioè l'idea che anche il Censis ormai fa i grandi adulti, poi gli anziani, poi i grandi anziani, cioè tutto segmentato, i giovani adulti, per non dire che a un certo punto è finita la giovinezza e comincia appunto l'età che i nonni chiamavano delle responsabilità. Invece tutto sommato rimandiamo, tanto è vero che io, che comunque ho 39 anni, alla fine sono un giovane scrittore in Italia, no? Però ho la sensazione che questa cosa durerà fino a 56-57 anni, cioè che giovane scrittore uno a un certo punto resta, capito? Non è che poi invecchi, ed è anche divertente, adesso lo dico veramente giocando, però Ammaniti, che è nato giovane scrittore, secondo me morirà giovane scrittore, non è che invecchia, capito? Ed è bello, è felice, a parte le battute, però voglio dire questo, no? Che quella finitezza è un senso del limite non soltanto mortale, è il limite dell'esistenza come appunto campo di scelte che non si dà in eterno. Cioè siamo sicuri, questo veramente quando ho riletto Out, se vuoi anche in modo un po' naif, no? Cioè Kierkegaard ti dice questo, ti dice guarda che non puoi scegliere sempre. E che a un certo punto le scelte, infatti non abbiamo parlato a sufficienza, ma c'è questo dato delle scelte passive, delle scelte che a un certo punto il mondo sceglie per te, gli altri scelgono per te se non scegli tu, e quindi avanzi in un complesso di scelte che non hai fatto tu. Infatti in qualche sollecitazione che mi hai mandato preliminarmente c'era anche l'idea di un mondo che sembra orientato, ecco questo è un altro tema che non apriremo perché ormai è davvero tardi, però dico delle scelte illusorie, a proposito dell'illusione della conoscenza, credi di scegliere, ma tanto hanno già scelto per te, dico con un plurale un po' complottista, nel senso che in qualche misura, quindi lo dico ovviamente in corsivo, tra virgolette, però è proprio che tu stai dentro un perimetro labirintico in cui non è dato scegliere con somma libertà, ma è l'illusione per l'appunto qua di una libertà, perché il condizionamento, perfino da un punto di vista mercantile, commerciale, era questa la suggestione che tu proponevi, no? Che mi sembra molto affascinante, in un tempo di opzioni, di like, compro questo, vado su Amazon, faccio quello, faccio quell'altro, molteplicità, rapidità, no? Tutto questo, poi in realtà invece ti spinge e il tuo telefono, se tu hai parlato con tua moglie di qualcosa, un istante dopo ti sottopone l'advertising, diciamo così, dedicato alla cosa che hai detto un attimo prima e tu dici ma com'è possibile, ma sono spiato, aiuto. In realtà è semplicemente il fatto che la tua scelta vuole essere condizionata. Stai decidendo, oh Ciccio, ma stai per comprare una macchina, eccola, questa. Allora tu a un certo punto ti trovi di fronte a un complesso, diciamo, di pseudo scelte in cui quasi ti devi difendere, no? Perché ti aggrediscono da una parte e dall'altra. Scegli questo, scegli me. Sembra una specie di evoluzione virtuale del paese dei balocchi, per come l'aveva contemplato Lorenzini con Lodi, per cui ti strattonano continuamente. Prendi questo, fai, dai, una cosa in più, iscriviti al corso di inglese, però nello stesso tempo comprati una macchina a rate, però compra questo, fai questo. E tu dici, aspetta un attimo di calma, un attimo di tranquillità, voglio misurarmi col senso del limite, anche delle possibilità effettive, non illudermi che tutto sia possibile, e devo a un certo punto arrivare a dire no a qualcosa. E quindi forse, ecco, se vogliamo recuperare questa prospettiva di Natoli, credo che sì, sia anche e soprattutto ricordarsi che non sempre scegliere è possibile e dunque quando decidiamo di scegliere lo dobbiamo fare con quel tipo di responsabilità e di coscienza che proprio guardano a quel limite che è esistenziale e in qualche modo però è anche un limite morale. Bene, abbiamo detto un sacco di cose. Sì, me ne hai aperte anche altrettante, vorrei farti un sacco di domande, mi è venuta in mente anche la questione per esempio adesso dei condizionamenti, dei pregiudizi, che ruolo hanno i bias cognitivi nelle nostre scelte, quindi questi retaggi che abbiamo, che ci portiamo addosso, di cui non siamo assolutamente consapevoli nelle nostre scelte. Oppure pensavo anche alla questione che tu nel libro tratti di ammettere anche la gentilezza della dimensione della scelta, del prendersi cura del mondo, degli altri, anche di queste, come dire, quasi delle coccole nei confronti di una cosa che tempestivamente invece siamo chiamati a fare in un tempo assolutamente veloce, però magari
ci hai suggerito da qui al 2030 le prossime parole che dedicheremo a parole controtempo, quindi grazie Paolo di Grazie questo. a voi. Grazie.